E vediamo un po', la voglio proprio vedere per bene, perché altrimenti qua scatta un'altra cosa virale tipo questa, che sta diventando praticamente, la gente me la manda, ho fatto la GIF direttamente da mettere su Instagram. Mi state seguendo su Instagram? Forza, che questo è l'anno social. Voglio proprio vedere pulmandini che poi diventano veloci, lasagne che si inseriscono, andiamo a vedere. Dai, eccolo, subito, cominciamo, il primo, al primo minuto. Li contiamo. Però non ha tirato a giro, ha tirato forte, va bene. Sappiamo che non è la nostra specialità, ma andiamo avanti. Non ti arrabbiare, Lollo, non ti arrabbiare. Citazione di Totò che scriverete nei commenti. Non ti arrabbiare. Questa pure era bruttina, eh? Non facile come quella della volta scorsa, però uguale, simile. You sai, questa è la terza cacata, io lo sto contando. È la terza che hai fatto. Bravo Lozano. Ah, niente? Niente? Non lo so, la voglio rivedere perché noi rigori non sappiamo bene cosa sono. Magari la rivede il VAR, non lo so. Vediamo un pochino. Tocca il pallone, viene distrutto. Mamma mia. Mi dispiace. Ma io non lo voglio nemmeno dal VAR. Questo rigore me lo devi dare subito! Subito me lo devi dare! E basta! Ma non ci sia manco bisogno di andare a rivederlo, per favore. Allora se ci date i rigori, noi sblocchiamo le partite. Amore! Un rigore! Certo, ma siamo fortunatissimi, eh? Cioè, Manolas è morto su Lis. Vabbè, è proprio una stagione impossibile. Stanno annusando il pericolo, mi pare. Puzza un po' di pericolo, perché loro la reazione. Annusiamo. Non l'hanno annusato. Non l'hanno annusato il pericolo qua. Non l'hanno annusato. Buono il cross! Maronna mia, bellissimo! Bellissimo. Dai, Lozzi! Anche col sinistro. Mazza, scassato! Petagnone, che stiamo facendo? Mamma mia, Ramani, che ha combinato! Mamma mia, Ramani, che cosa hai combinato? Volevate vedere Rachmani? Eccolo qua. Prendetevela con Gattuso. È tutta colpa sua. Gattuso out. Mamma mia, guarda che volo che ha fatto. Maronna mia, Meret. Se l'ha mangiato lasagna, perché stiamo su Lis. È stato lezioso. Stiamo 2-1 per loro. Dobbiamo sfruttare i calci d'angolo, maledizione. Ah, Di Lorenzo squalificati. Bell, perlomeno lo settiamo in panchina. Non lo assettiamo, lo settiamo in tribuna. Metti Maiusaia che è là da parte, che veramente a sinistra è veramente inguardabile. Rachmani! Ma che è? Bravo Lozano, sei l'unico in questa squadra che fa qualche accelerazione. Sei l'unico! Vabbè, però qua pure fallo, Qua è pure fallo, è pure Meret, ma era fallo là! Secondo me non c'era nemmeno il fallo su Rachmani. È svenuto per paura, la paura proprio, che avevate paura, Rachmani aveva paura. Pagliaccio. Ragazzi, veramente, non lo dico perché lasciate un like e iscrivetevi al canale, ma lo dico per me, non per loro, perché loro male proprio. Male proprio. Alluada Ramani. E io non sono d'accordo neanche su questo, e ve lo spiego dopo in live. Mo che finite di vedere vi spiego il perché, ma è anche ovvio. Bravo Zelinski. Dai Lollo. Cioè io stavo gridando sì e devo gridare no di nuovo. Come fa? Mamma mia. Ah, niente proprio, lo butta a terra, lo schiaccia e non succede niente.
Guarda qua, boom, un calcio nella pancia, si butta a terra, niente. No. Ma forse funzionano così gli arbitraggi, ragazzi. Io credo, e credo di cambiare completamente tutta la mia linea editoriale. Se giochi bene, gli arbitri ti favoriscono e ti danno le cose a favore così. Quando non te lo meriti, attenzione, che ha fatto, zia Alice? Quando non te lo meriti perché ti mangi gol, eccetera, eccetera, l'arbitro ti dà il famoso resto appresso, perché non è possibile. E così funziona, non avevamo capito niente noi. C'è Maximovic, la luata in da porta. Fatemi rivedere il replay. La luata in da porta. Meret un'altra volta. A parte che io Strigen Larsen non lo vorrei nella mia squadra. Gioca sia a destra che a sinistra, molto bene, tanta corsa, anche un buon piedino. Ma è anche vero che il terzino del vicino è sempre più verde. Mamma mia, io sai, basta. Contro uno. E ancora una parata di Meret che sta chiudendo le gambe molto bene. Meret migliore in campo. Cioè, quello è riuscito a servirlo in mezzo a 500 di loro. È riuscito comunque a far passare il pallone. No, vabbè, ce l'ha dietro il corpo. Dai! Ammonisci! Entrano tutti e due insieme, quelli del balletto. Alla grande, poi ne vediamo un'altra. Luata a Fabian Ruiz, Sassa Famaron. E adesso il balletto. Alle stelle. Quella poltrona mi sta chiamando. Penso che tra un po' la vado a finire. Elmas, metti palla a terra e ragiona. Dai Elmas, dammi un fatto, ignorante. Non sono. Basta, mi sono avvilito. Ho sentito la voce di Mertens che sta incitando lui i compagni. Gattuso li cazzea e Mertens li incita. Io ragazzi non ce la faccio più. Questo Napoli è uno sperpetuo. E la sensazione di tutto il secondo tempo che non avremmo mai fatto gol, mai, perché non siamo mai pericolosi. Sono partite molto diverse. Attenzione a giudicare le partite. Con lo Spezia noi meritavamo di fare 50 gol, oggi no. Oggi l'Udinese meritava più di noi, quindi attenzione quando giudichiamo le partite, attenzione. Mamma mia Insigne, quando vedo una cosa del genere, no? Che tu hai questa opportunità di mettere una palla in mezzo e l'hai buttata direttamente fuori così, penso che sia la fine del calcio. È la fine del calcio. Bakayoko! Adesso sgonfiamo il pallone, buchiamo il pallone e poi ne parliamo live. Perché è uno schifo. I 3 punti non meritati sono quelli che ti cambiano le stagioni. È uno schifo. Le grandi squadre la risolvono con un calcio piazzato. Ma quante volte lo dobbiamo dire quando si chiudono tutti indietro? È uno schifo. Bravo Bakayoko, pia di sto pallone e fallo sparire. Nicodem, non ti fa male, Nicodem, non ti fare male. Abbiamo bisogno di te come il pane. Bravo Temme. Mamma mia, Yusai. Mamma mia, il ciuccio che sei. Non facciamo scherzi, Non facciamo scherzi che divento lo zimbello di YouTube. Non facciamo scherzi. Mamma mia. È finita, chiama la fine, ci servono. Mamma mia, Meret dove era andato? Proprio nelle farfalline. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Ci vediamo live, il promemoria, lo sapete, Telegram è tutta la buchina, tutto quello che diamo bene. Basta, non vedo la fine, non c'è niente da vedere, è finita, la volete chiamare? La chiamate? Che non posso resistere, le mie coronarie non... Eccolo, ciao. Amici belline, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn. Saverio Solido, non mi ricordo.